Da una parte le associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche, dall'altra i tecnici della Consap. Al centro del dibattito la difficoltà evidenziata da alcuni di utilizzo della piattaforma telematica e i timori legati a possibili stop da parte del nuovo governo. Nessuna particolare criticità è stata evidenziata dall'associazione Zelino Terzo da Onara, che teme, come peraltro altre associazioni, che lo spostamento dei termini possa far slittare la data di arrivo dei primi rimborsi. Il lavoro deve andare avanti, spiegano Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zelino Terzo da Onara, e l'avvocato Rodolfo Bettiol, associazione che peraltro ha già registrato un centinaio di domande di rimborso. L'incontro è stato molto positivo, anche il professore penso che sia soddisfatto. Cosa ne dice, professore? No, sono molto soddisfatto e tanto sono persone molto preparate e informate e quindi credo che si lavorerà bene in futuro. Quindi noi siamo fiduciosi che tutto si risolva e sta andando tutto bene, andiamo avanti.